Grazie Presidente, benvenuto Ministro. Devo dire che ci sono dei punti sui quali sono d'accordo con lei, per esempio il fatto di colpire lo sfruttamento, perché si tratta talvolta veramente di sfruttamento, quello che vediamo è sicuramente un male enorme per l'umanità. Ovviamente magari le politiche con le quali si vuole risolvere questi problemi sono differenti. Io vorrei farle alcune domande. La prima è, giustamente lei ha detto che gli immigrati per inserirsi dovrebbero avere lavoro, alloggio, sanità. Ora lei sa che viviamo un momento economico molto difficile e sa anche che in Europa ci sono quasi 26 milioni di disoccupati, in Italia continua a aumentare la disoccupazione. Lei ha parlato di imprenditori stranieri, io vengo dal Veneto, lo sa che gli imprenditori in Veneto ultimamente più che lavorare purtroppo devono uccidersi a causa dello Stato italiano e delle tasse che lo Stato italiano impone e tanti giovani veneti stanno emigrando. Noi eravamo terra dei migranti fino agli anni 60 e adesso sta ricominciando questo processo. Ora mi chiedo come si può integrare l'immigrazione quando purtroppo c'è tutta questa difficoltà economica e di lavoro addirittura per le persone che vivono nei nostri territori, perché se non c'è lavoro io penso sia difficile l'integrazione, ma magari è una mia opinione. Ho sentito che diceva che giustamente nella nostra società ci sono degli squilibri dovuti a una popolazione che è sempre più anziana. Ecco, pensa che oltre al fatto di compensare questi squilibri con l'immigrazione non si possa pensare anche a fare qualcosa per le politiche della famiglia e per magari fare in modo che le famiglie in Italia abbiano la possibilità di mantenere meglio i figli, magari non so, abbassando qualche tassa e aiutando le famiglie numerose. Un'ultima cosa, lei giustamente parlava della cultura e parlava del fatto che ci sono più culture che devono parlarsi fra di loro ed è sicuramente giusto. E l'ultima domanda. Ecco, come si pone nei riguardi di quelle culture che purtroppo arrivano da noi anche grazie all'immigrazione, magari la parte peggiore dell'immigrazione, che portano magari nei nostri territori l'applicazione della Sharia o di forme come l'infibulazione. Lei pensa che queste forme di cultura, perché di tale si tratta, abbiano comunque cittadinanza e legalità nei nostri territori? Grazie.